Leonardo Renosto, allenatore del Volley Treviso, appena laureatosi campione regionale Under 15. Leonardo, che partita è stata quella con la volley di finale? Beh, tanto prima di tutto bisogna essere estremamente contenti del primo titolo regionale per la nuova società che si chiama Volley Treviso. E come punto di vista tecnico della partita, nel primo set c'è stato il risultato, il gioco è stato in equilibrio, poi si è un po' diversificato con dei break specialmente in battuta che hanno inserito l'avversario che non è riuscito a svolgere quello che è il loro gioco migliore. Battute e recensione potevano essere le chiavi, sono state soprattutto nel secondo set, Certo. Però anche a muro Treviso è sembrata ben messa. Sì, è un lavoro di lungo tempo che sta dando i suoi frutti, anche con ragazzi che non hanno determinati centimetri, però hanno qualità esplosive e buona capacità di lettura, e questo sicuramente è quello che si è manifestato, delle buone chiusure a muro e un buon numero di punti portati a casa grazie a questo fondamentale. E adesso le finali regionali, un'altra tappa importante anche per la crescita pallavolistica dei ragazzi. Certo, è stata preparata in un modo adeguato, non forse conoscendo bene l'avversario, forse questo diciamo che è stato anche un punto a nostro favore. Non conoscere ti fa stare più attento e concentrato sul possibile ignoto che si trova. Comunque era un momento di passaggio, ora siamo, spero, tutti quanti ben caricati tra 10 giorni per la decisione. Grazie.